Oggi si celebra la Beata Vergine del Monte Carmelo. Il nome Carmelo ha origine ebraica e significa giardino di Dio. Il 57% delle persone che in Italia porta questo nome è concentrato in Sicilia. Il 16 luglio in tutto il mondo si celebra il World Snake Day, la giornata mondiale dedicata ai serpenti. Spesso ingiustamente temuti, questi affascinanti rettili striscianti godono da tempo di una brutta e immeritata reputazione. Sono in realtà animali molto preziosi che svolgono un ruolo importante nel mantenere sani e in equilibrio gli ecosistemi. Con il titolo originale The Catcher in the Rye, il 16 luglio del 1951 esce il capolavoro dello scrittore statunitense Jerome David Salinger, il giovane Holden, destinato a entrare nei cuori di milioni di ragazzi di ogni epoca. Nelle vicende del sedicenne Holden rivivono infatti i tormenti e le incomprensioni tipiche dell'età adolescenziale. Questo lo porta a essere il manifesto di una generazione in lotta con la società e la morale borghese. Cos'è la realtà virtuale? Il nostro cervello percepisce il mondo che ci circonda perché riceve informazioni dai cinque sensi, fornendo immagini e suoni generati da un computer tramite una cuffia si fanno percepire al cervello mondi che non esistono. Da qui la parola virtuale. Ma sapete che si stanno approntando tapirulan omnidirezionali per camminare nel mondo virtuale in qualsiasi direzione? Buongiorno ai 12. Oggi la Luna incede in Ariete congiungendosi a Saturno e a Nettuno e dopo le mollezze emotive dei pesci si fa austera, autoritaria ma conservando una certa empatia. Vediamo cosa accade. Ariete, protagonisti oggi della giornata con una Luna che dà forza a Nettuno sul vostro Saturno ospite nei vostri gradi. Ebbene, tutto questo coacervo planetario serve a farvi capire che la trasformazione di Plutone, il decisionismo di Urano vi serviranno a trasformare tutto quanto intorno a voi. È un periodo in cui potete di tutto, è un periodo in cui potete decidere dei vostri sentimenti e soprattutto della vostra carriera che sembra subire dei notevoli slanci in avanti. Toro, la Luna, Saturno e Nettuno vi fanno pensare a qualcosa, come se fosse troppo bello per essere vero ora che state assaporando un periodo di pace e serenità. E beh, nulla ve lo può portare via, cercate però di essere meno ansiosi e di guardare al futuro con fiducia. Venere del resto è già un po' più avanti. Gemelli, a proposito di Venere, è proprio nei vostri gradi e oggi comunica benissimo con Mercurio, tra l'altro producendo delle interlocuzioni fortunate ed efficaci. Oggi potrete con la vostra dolcezza incantare chi volete. Cancro, la vostra giornata oggi ha una quadratura di Giove con Saturno e Nettuno. E beh, probabilmente dovrete ancora ridimensionare a favore di chi volete bene i vostri desideri d'espansione. Il Sole però la dice bene con la Luna, proprio perché vi sentite bene con voi stessi e sono tutti sacrifici o comunque dei compromessi un po' più semplici da accettare per voi. Leone, come dicevamo prima, Mercurio ospite nei vostri gradi dialoga molto bene con Venere in Gemelli, per cui siete molto loquaci, amorosi ed affettuosi. I vostri dialoghi riusciranno a essere diplomatici, efficaci, soprattutto in famiglia, ma ancor più utilmente nell'ambiente lavorativo. Vergine, per voi oggi finisce l'opposizione della Luna e quel vostro Marte se la deve vedere solo con una Venere un po' isterica che fa le bizze. Probabilmente nel rapporto dovete ancora tentare di capire le esigenze del partner che sono un pochino più selvagge
sagge e delle vostre che tendete a essere un pochino più ordinati. Bilancia, la vostra giornata oggi prevede anche la Luna in opposizione. Luna, Saturno e Nettuno in opposizione non sono uno scherzo, se poi anche Sole e Giove sono in quadratura. Oggi dovrete prendere ancora una volta delle decisioni che hanno a che fare con tagli di spese, con eliminazioni di cose superflue che comunque non vi vanno più. Per voi è un po' difficile di staccarvi dalle abitudini, ma oramai è una cosa necessaria. Scorpione, Luna, Saturno e Nettuno sono un po' troppo distanti dai vostri gradi, anche Urano e Venere non vi parlano, ma dialogano con voi molto bene, sia Giove che il Sole, che Marte in Vergine, per cui sfruttate un po' questa forte speranza che avete nell'affermazione del vostro essere e soprattutto nell'applicazione positiva dei vostri desideri amorosi e passionali. Sagittario, la giornata di oggi vede il vostro pianeta alle prese con una tripletta non da poco, ovvero Luna, Saturno e Nettuno contro il vostro pianeta. Oggi siete proprio un po' insicuri e state tentando di recuperare un po' la dimensione affettiva che sentite un po' minacciata. Probabilmente vi date troppe colpe, cercate di non scervellarvi a capire cosa dovete fare, perché a volte non fare nulla è la soluzione ideale. Capricorno, una giornata che vede molti pianeti contro, Giove e Sole in opposizione, ma anche Luna, Saturno e Nettuno. Oggi siete proprio stanchi comunque del lassismo altrui, della poca concretezza, della poca coerenza delle persone intorno a voi. Non dovete farmene un cruccio o per vederlo come un male cosmico. Dovete pensare che, coerenti e rocciosi come voi sono in pochi. Cercate i vostri simili. Acquario, la vostra giornata oggi è segnata da una bellissima tripla congiunzione di Luna, Saturno e Nettuno, tutta a vostro favore e soprattutto che dialoga con Plutone nei vostri gradi. Se in più aggiungiamo anche Urano che fa altrettanto, oggi potrebbe essere una giornata veramente molto bella, una giornata in cui vi si chiarisce il vostro ruolo, l'importanza che avete e quanto siete importanti nel cuore di una persona che vi dichiara i propri sentimenti. Pesci, giornata oggi che vede anche la Luna uscire dai vostri gradi, il cielo è di nuovo sgombro, tranne Marte che odiosamente si oppone al vostro cielo e anche Venere. Probabilmente dovete dire addio o salutare alcuni collaboratori o persone che non faranno più parte della vostra vita lavorativa o affettiva. In ogni caso lo farete a cuor leggero proprio perché sapete che tutto ha una fine. Siete diventati molto più maturi e filosofici. Lungo circa 11 km e considerato per diversi anni il più esteso al mondo, mettendo in collegamento l'Italia e la Francia attraverso le comunità di Courmayeur e Chamonix, il 16 luglio del 1965 apre il traforo del Monte Bianco. I lavori durano 6 anni e coinvolgono 350 lavoratori. A inaugurarlo sono i capi di Stato dei rispettivi paesi, Giuseppe Saraga e Charles de Gaulle. Un grave incidente nel marzo del 1999 ne decreta la chiusura temporanea per 3 anni. Sono veramente esausta di questa situazione, non ne posso più. È stata proprio la goccia che ha fatto traboccare il vaso. L'avete detto molte volte, vero? Magari dopo una discussione con il vostro partner o un malinteso al lavoro. Gli inglesi hanno un modo tutto loro per dirlo. The final straw that broke the camel's back, che letteralmente significa l'ultimo filo di paglia che ha spezzato la schiena del cammello. Questo detto vuole dire che non è stato solo l'ultimo evento a far degenerare una situazione, ma la somma di tutto ciò che è successo prima. Non aspettate che il vaso trabocchi, cercate di risolvere le cose man mano. In fondo è meglio prevenire che curare, no? Il matto di oggi è Vincenzo Gemito. Nato in una famiglia povera, fu abbandonato appena nato e successivamente adottato. Con un carattere turbolento e ribelle ha vissuto un'adolescenza tumultuosa, trovando conforto solo in pochi amici intimi. La città di Napoli è stata la sua scuola, un autodidatta che non sopportava i rigidi canoni accademici. Ha tratto ispirazione dalle sculture del Museo Archeologico Napoletano e dalla vita dei vicoli della città.
La sua attività artistica gli ha conferito riconoscimenti in tutto il mondo, soprattutto in Francia, ma è stata interrotta da una profonda crisi intellettuale personale. Dopo essere stato ricoverato nella casa di cura Fleuret, Gemito fuggì e si isolò nella sua casa per i successivi 18 anni. Durante questo periodo ha vissuto in condizioni quasi ascetiche, tormentato da deliri e periodi di digiuno, sotto la sorveglianza attenta della moglie e della figlia. Ha alternato momenti di lavoro ad eccessi di ira e follia. Ci salutiamo con la frase del giorno. Una bugia ripetuta a sufficienza diventa verità. E certo, perché magari ve la ripetete così tante volte che vi confondete e vi sembra reale. Però una cosa reale ve la dico, ed è che ci vediamo domani per nuovi consigli, modi di dire e curiosità. Mi raccomando, non mancate. Buona giornata dalla vostra Martina.